Buonasera a tutti voi, sono Luca Pellegrini del blog Fuori dal Comune e oggi siamo qua con Massimo Rossetti dell'associazione Friuli Mandi e Nepal Namaste. Massimo, di preciso di cosa si occupa la vostra associazione? Che progetti portate avanti? La nostra associazione è presente in Nepal dagli anni 2000, lavora soprattutto nel campo scolastico, nel campo dell'infanzia. Abbiamo in questi 18 anni costruito una decina di scuole, 5 ricostruite dopo il terremoto del 2015, abbiamo 3 case famiglia con un centinaio di bambini orfani oppure con famiglie con condizioni disagiate, per cui diamo loro un sostegno, diamo loro un tetto, cibo e soprattutto li mandiamo a scuola. Cosa si potrebbe fare secondo te per invogliare di più i giovani a partecipare in attività di volontariato come la vostra, che danno un innegabile beneficio alla comunità? Innanzitutto partecipare alle nostre serate e poi, se c'è un attimo di tempo, sarebbe bello fare una vacanza in Nepal dove si può toccare con mano tutto quello che noi abbiamo fatto e vedere quanto bisogno ci sia ancora. Luisa, qual è quello che ti dà più soddisfazione nel fare questo lavoro? Quello che ci ha dato soddisfazione stasera è stato quello di continuare una cosa che già abbiamo cominciato, che, come si diceva prima, non è finita nel nulla, ma che è continuata, che anche stasera ha avuto riscontro e che speriamo di riproporre anche in futuro. Qual è la cosa più bella di questa associazione? Cosa ti dà più soddisfazione nell'aiutare la comunità nepalese? Allora, diciamo che la soddisfazione più grande che abbiamo visto anche stasera, sentito, è vedere come le persone che vanno comunque in questo paese così povero, che ha avuto anche questo terremoto così devastante, di vedere i nostri aiuti, come loro li adoperano per far star meglio queste persone. E comunque noi facciamo queste cose nel nostro piccolo, sempre naturalmente con il cuore, per questo riescono. Grazie mille a tutti voi e un saluto dal centro Don Celeste di Trasaghis.